Abbiamo voluto presentare questa opera, è un fumetto ma di grande valore su Norma Cossetto, trucidata e infoibata alla fine della Seconda Guerra Mondiale. L'abbiamo voluta presentare nella casa di tutti i veneti perché vogliamo che quegli avvenimenti di quegli anni diventino storia condivisa, ma poi soprattutto anche perché parliamo di terre che da più di 1000 anni sono state venete. Quindi l'esodo in questo contesto assume anche un valore e un significato tremendo. Era casa nostra da oltre 1000 anni. Norma Cossetto era una giovane studentessa di Padova, barbaramente trucidata dai partigiani di Tito. Venne insignita di una medaglia d'oro al valore civile da questa Repubblica, eppure non abbiamo potuto presentare un fumetto dedicato agli studenti sulla storia della sua vita in Università Padova, nelle residenze universitarie, perché qualcuno, i violenti dei centri sociali perché hanno un nome, hanno detto di no e allora le istituzioni devono ribellarsi e oggi in sede del Consiglio regionale abbiamo deciso di presentare questo fumetto. Le istituzioni non si piegano alla violenza. Norma Cossetto era una ragazza come tante altre, studentessa fuori sede a Padova, lontana tanto da casa, con il sogno di laurearsi, ma un sogno ancora più grande, quello di diventare insegnante, perché per diventare autonoma, farsi una famiglia, ma soprattutto per poter portare il proprio contributo alla sua comunità, a quella parte d'Italia che amava particolarmente, che era l'Istria, casa sua. Abbiamo scelto effettivamente una linea di positività, di propositività. Abbiamo ad oggi pubblicato diverse storie, sono tutte storie di uomini, di donne che si sono spesi e si sono anche sacrificati, diciamo, a quello in cui credevano, ma assolutamente con l'idea di poter anche magari diventare un modello per qualcuno. Ecco, noi lavoriamo così, non abbiamo nessuna intenzione, non lo faremo nemmeno in futuro, di pubblicare opere contro, come lo dimostra questa Foiba Rossa, che è assolutamente un libro che racconta una storia di una donna, di un'italiana che è rimasta se stessa fino alla fine, pagandone tutte le conseguenze. Io ho visto l'orrore della pulizia etnica che gli italiani subirono durante la Seconda Guerra Mondiale, alla fine e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. L'ho vista negli anni 90, nella guerra alle porte di casa, che mai avrei pensato di raccontare, dove croati, serbi, musulmani, kosovari si massacravano gli uni con gli altri. E l'ho visto proprio nella riesumazione delle fosse comuni di Srebrenica, dove 8000 civili sono stati passati per le armi dai serbi, e i primi corpi erano quelli di una donna con suo figlio, probabilmente minorenne. Si vedeva da come erano rivolti verso il terreno che la donna cercava di far scudo alla sventagliata di mitra che li ha uccisi, e avevano le mani legate dietro alla schiena con il filo di ferro, come mi raccontava mia nonna, che legavano gli infoibati prima di gettarli in queste cavità carsiche. Allora io dico: mai più, mai più, mai più crimini di guerra, mai più foibe, mai più Norma Cossetto, mai più crimini di guerra da qualunque parte provengano, anche quello dell'esercito italiano, che non ha nessun problema da mettere a compiuto durante la Seconda Guerra Mondiale nella Jugoslavia. Soprattutto mai più pulizia etnica. Oggi siamo qui a ricordare Norma Cossetto, che è una ragazza istriana, italiana, veneta. Ecco, io mi sento così, istriana, veneta, italiana, e così lo era Norma Cossetto. Ecco, questa, la storia di Norma Cossetto è un po' la storia di tutti noi. Purtroppo lei non è qui a raccontarsela.